shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Enrico, mentre passeggiavamo tu mi hai detto io non sono una mente storica di Anzio, ma sono una persona nata qui, innamorata della sua città, che con il tempo e quindi anche mentre diciamo oggi se non sei più giovanotto, diciamo così, hai voluto scoprire un po' e approfondire quella che è la storia di Anzio. Da dove possiamo partire? Perché veramente Anzio di storia ne ha tanta. Possiamo partire addirittura dall'origine, perché Anzio è una storia antichissima. Se pensiamo che agli albori dell'anno 1000 prima di Cristo praticamente ha avuto inizio la civiltà latina e la edificazione della città vera e propria è da attribuire proprio alla popolazione del Lazio Vetus, cioè quella regione che andava dal Tevere al Circeo. Quindi, essendo ubicata sulla costa, naturalmente ha avuto un porto Certo. e quindi il porto ha consentito ai suoi abitanti di sviluppare un'attività marittima e di entrare in contatto con i popoli oltre il mare. Beh, anche perché insomma Anzio veramente poi possiamo ricollegarlo a tanti episodi, lo sbarco di Anzio che sicuramente un po' tutti noi conosciamo, insomma si conosce un po' in tutto il mondo la storia, ma anche a Nerone, a Galigola, poi è pieno di ville, insomma quindi anche da un punto di vista proprio di presenze e di storie ne ha tante da raccontare. Infatti Cicerone si è fatto una villa, Mecenate si è fatto una villa, tutti gli imperatori a cominciare da Augusto, da Settimio Severo, da Vespasiano, da Adriano, praticamente hanno soggiornato qui, quando poi a un certo momento è diventato ancora più importante perché Anzio ha dato i natali a 2 imperatori, a Caligola che addirittura ne voleva fare la capitale dell'impero e Nerone che gli ha trasformato quella che era una villa, che nel periodo repubblicano era una villa suburbicana, lui praticamente ne ha fatto il palazzo dell'imperatore. Enrico, quindi un turista che viene qui sicuramente il clima è favorevole, poi altri motivi per venire qui ad Anzio in vacanza secondo te quali sono? Beh, oddio, ultimamente abbiamo avuto un evento planetario, la seconda guerra mondiale. Ultimamente. Praticamente. Allora, quindi un turista può venire qui perché si sta bene, c'è il mare pulito.
E siete accoglienti? Accoglienza senz'altro, naturalmente la popolazione sa che vive di questa attività e per cui cerca di offrirla nel migliore dei modi a tutti quelli che vengono a trovarci. Grazie. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Marco, mi hanno detto che tu sei un Anziate Doc, è vero? Beh, nel senso che sono nato ad Anzio e sono orgoglioso di esserci. Senti, a parte le battute, sei una persona che sicuramente conosce tanto e molto bene questo territorio. Allora, adesso siamo qui all'interno del porticciolo di Anzio, che tra l'altro ha proprio una particolarità che è quella di essere all'interno della città, È Anzio completamente centro. a ridosso del centro abitato. Il porto in realtà è incastonato dentro la città. Quindi facilmente raggiungibile A anche piedi. a piedi, esatto. Cosa c'è di bello da poter visitare ad Anzio, vedendo Anzio poi dalla costa, quindi dal mare? Guarda, Anzio di bello ha da vedere quello che in realtà hanno visto gli antichi romani, no? I romani avevano una frase in latino che diceva nihil pulchrius nihil amenius, niente di più bello e niente di più ameno, perché è un posto che ha 14 km di spiagge, da questo punto di vista offre tantissimo al turista, l'acqua pulita. Noi siamo anche bandiera blu. Bandiera blu non vuol dire solo mare pulito, vuol dire servizi che la città offre al turista, al cittadino. Poi sicuramente uno sportivo non si annoia perché c'è vela, c'è kite, poi cos'altro può Abbiamo fare? il circolo della vela per far iniziare i bambini a questo sport bellissimo, andare per mare in barca. Si può iniziare da 4 anni fino poi ad adulta a fare le gare, ci sono la possibilità di fare scuola di surf, di fare immersioni, ci sono posti bellissimi, ci sono dei reperti dovuti alla seconda guerra mondiale, quindi ci sono mezzi da sbarco affondati, navi affondate, ci sono dei giri interessanti. che non annoieranno. Anzio è un po' conosciuta in tutto il mondo per lo sbarco d'Anzio, quindi veramente anche un pezzo di storia importante sicuramente. Vedendo un po' così passeggiando si possono notare anche delle zone interessanti dal punto di vista archeologico che poi vengono riproposte magari da chi vedendolo dal mare, no? Certo. Quindi ecco, cosa si può vedere Allora, con sicuramente attenzione? Anzio nella storia è ricordato per lo sbarco, sicuramente. Certo. Però io credo sia ricordato anche per il fatto che qui sono nati 2 imperatori romani, Caligola e Nerone. Quindi nella storia Anzio c'è da millenni. E ci sono le grotte di Nerone. C'è la villa imperiale, la villa di Giulio Claudia, la dinastia di Giulio Cesare, no? E in questa villa sono nati, come dicevo, l'ultimo imperatore che è stato Nerone, lo zio che era Caligola e dai segni, dai fasti che ci sono si capisce che le famiglie nobiliari, patrizi di Roma hanno scelto questa città già da quei tempi per il loro soggiorno. Dopodiché c'è un'oasi naturalistica, come si chiama? È la riserva naturale regionale di Tor Caldara. Ah, Tor Caldara. Perfetto. Sulla costa i romani avevano insediato un sistema di sorveglianza fatto di torri. La nostra si chiama Tor Caldara, poi c'è Torrastura a Nettuno e verso nord Torre del Padiglione. Quindi, cosa facevano queste torri? Servivano per l'avvistamento di nemici, sostanzialmente erano per l'allerta. Certo. E questo è rimasto come sistema di sorveglianza. In questa località c'è una riserva naturale dove sono stati girati anche dei famosi film di Colossal. Dentro c'è un percorso naturalistico con degli animali, con le sorgenti sulfuree, un posto sicuramente da visitare. Un pezzo di macchia mediterranea che è rimasto integro e va visitato. Marco, allora qui siamo al centro, quindi il porto. Anzio però è vero che sono 14 km di costa, però è anche proprio un territorio molto lungo suddiviso in tante frazioni, in tanti quartieri. Allora, quali sono i principali? Partendo da Anzio Centro, poi c'è Anzio Colonia, Santa Teresa, che è la parte più alta, Lido delle Sirene, Lido Mare Chiaro, Lavinio Stazione, Padiglione e Lido dei Pini che è la parte più estrema dove c'è quella pineta che dicevo prima molto bella, molto grande,
Allora, storia, archeologia, sport, divertimento, il cibo come siamo messi qui ad guarda, Anzio? Anzio è sicuramente rinomata per la sua cucina, l'arte culinaria di Anzio è rinomatissima, lo testimoniano tantissimi ristoranti sempre affollati. In base a questo io ti vorrei dire, vista l'ora, Sì. io, se tu sei d'accordo e disponibile, sto andando a pranzo da una gentile signora che oggi cucinerà una minestra di pesce eccezionale. Minestra che di pesce. È un piatto tipico di Anzio. Va bene, allora detto così puoi non accettare posso non accettare l'invito. Andiamo allora, grazie. Adele, adesso ti faccio assaggiare quello che ti ho promesso prima, la caratteristica della cucina portolanzese, cioè di Anzio. Anna, che è la padrona di casa che ci ospita, è una maga per questa cosa. Gusterai una minestra di pesce che in vita tua non la dimenticherai più. Minestra di pesce, bene, sono curiosa. Oh, mamma. Allora Anna, mi hanno detto insomma che tu sei un'ottima cuoca e soprattutto fai questa minestra di pesce veramente doc. Sì. Allora, innanzitutto qual è la particolarità di questo piatto? Beh, innanzitutto dipende dal pesce, il pesce di Anzio comunque che è speciale, cioè a differenza diciamo dell'Adriatico, il nostro è molto più saporito come pesce, proprio ad Anzio. E questo è un piatto che viene fatto con i sgavaglioni, è un pesce molto piccolo che viene sciacquato e viene messo in ebollizione con l'olio, tutto a crudo, acqua, si fa bollire per 3-4 ore, anche di più volendo, poi si filtra e poi viene tutto passato col passapomodoro, tutta la polpa che rimane. Anche perché devo dire è ottima, ha dato il primo cucchiaio, veramente buonissimo. Quindi praticamente il pesce si squaglia, diventa Sì, un po' proprio e questo dentro c'è brodo. tutto il pesce passato. Senti Anna, quali sono le altre ricette proprio tipiche del posto? Beh, abbiamo la zuppa di pesce pure che è rinomata, come dicevo, e che la zuppa di pesce viene fatta con tutti i tipi di pesce, partendo dal scorfano, la lucernola, la trascina, il fragolino, cioè più pesce metti comunque la zuppa e più viene saporita. Allora a questo punto io mangio anch'io la mia minestra perché sennò Certo. non riesco a dirti se è buono oppure no, anche se insomma visto il risultato io penso di sì, penso sicuramente di sì. Vogliamo fare prima un brindisi visto che così ci siamo, allora buona estate a tutti e spero di ritornare presto qui ad Benvenuto, noi ti Anzio. aspetteremo Certo. volentieri. La salute. Al volo. Salute. Good night. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Stefania, devo dire che è veramente bello poter stare con i piedi a mollo perché fa un caldo pazzesco. Senti, complimenti innanzitutto per lo stabilimento. Grazie Allora, mille. Sole e Luna si chiama così. Quant'è Sì. che siete qui in questa zona? Allora, noi abbiamo aperto esattamente nella stagione del 2007, quindi questa è il nono anno, diciamo l'8º anno e la nona stagione che siamo qui, per cui siamo uno stabilimento relativamente giovane del litorale Anziate. E però ecco, abbiamo creato, ringraziando fortunatamente una grande clientela di affezionati che hanno aperto con noi e non ci hanno mai lasciato. Beh, infatti devo dire che avete tanti ombrelloni, ma molti Sì. sono già ben Sì. occupati. Senti, qui ci troviamo esattamente vicino ad Anzio. Sì. Come si chiama questa parte del litorale? Allora, questa zona è la zona di Lido Mare Chiaro, che è una frazione di Anzio, è la parte diciamo di costa più bella del litorale perché è quella più aperta. Adesso la regione sta valorizzando con dei frangiflutti e delle scogliere per proteggere la costa, però è un tratto di mare molto aperto, infatti i romani
diciamo la favoriscono come meta turistica. Beh, anche perché devo dire che l'acqua è pulitissima. Sì, molto. Siamo vicino a Roma perché più o meno Sì, Anzio quanto dista? 60 km, soprattutto con la parte di Roma Sud. Quindi vicinissima. Sì. E immagino che sia anche bandiera blu. Sì, noi Anzio al comune per il 4º anno consecutivo, se non erro, forse anche qualcosa in più, bandiera blu, per cui vantiamo proprio un mare pulitissimo. E poi c'è questo venticello che devo dire che dà un po' di sollievo. Decisamente sì, è una zona molto aperta e ventilata. Meno male perché oggi con questo sole che veramente Sì. fa caldissimo. Ma entrando ho notato che c'è una sorta di laghetto, che cos'è? Sì, quello? abbiamo in questo terreno, diciamo nella nostra struttura c'è appunto una parte sotto dove c'è spiaggia, mare e poi abbiamo, che diciamo un po' la nostra caratteristica, la zona superiore dove c'è il praticello e il solarium, e su questo solarium praticamente si possono ammirare tutta una serie di pesci, di papere che sono all'interno di un laghetto naturale che esiste su questo terreno. Bello. Ovviamente non facciamo pesca sportiva perché sono quasi degli affezionati di questi pesci, E quindi gli qua diamo devo- solo da mangiare assolutamente. Devono rimanere Sì, qui. devono rimanere Quindi sei qua. l'amante degli animali. Sì, e diciamo che è comunque un'attrazione anche per i bambini perché diciamo la passeggiata tipica dei ragazzini a dare il pesce, a dare il pane, insomma, è caratteristica comunque. Possono entrare anche animali in questo stabilimento? Assolutamente sì, appunto nella zona che ti dicevo prima del prato e del solarium possono sostare i cani di qualunque tipo di taglia, ovviamente accompagnati dai proprietari, e in questa zona abbiamo degli ombrelloni proprio per i proprietari che non vogliono lasciare gli animali a casa e quindi decidono di venirli e portarli al mare. Per cui ecco, è un ulteriore servizio che offriamo appunto per tutti coloro che l'estate non sanno come fare, a chi lasciarli e quant'altro, insomma. Il ristorante invece come funziona? Il ristorante è funzionante a pranzo e facciamo tutto tipo di pesce appunto pescato del giorno, fresco, quindi ogni giorno ci sono delle prelibatezze diverse e è aperto pranzo e cena e poi anche tutto l'inverno a pranzo, quindi siamo operativi anche per banchetti, matrimoni, abbiamo fatto anche varie celebrazioni, per cui insomma si presta molto per dare sia un supporto allo stabilimento che per lavorare a se stesso, insomma. Stefano, io ti ringrazio di questa piacevole conversazione e ti faccio un in bocca al lupo per una bellissima estate. Crepi e grazie a te di tutto, spero insomma che ti sia piaciuto lo stabilimento. Molto. Grazie mille. Allora, senta, cosa mi consiglia per pranzo? Tra tutte le nostre specialità le posso consigliare il primo dello chef, fettuccine al cartoccio. Fettuccine e cartoccio, mi fido? Certo. Va bene, grazie. Buongiorno, Buongiorno. prego. La nostra specialità? Allora, aspetti, non vada via. Queste sono, abbiamo detto, Fettuccine a cartoccio. fettuccine al cartoccio. Beh, bello aspetto. Senta, sì. ma intanto assaggio, così poi magari le chiedo anche qualche consiglio, un po' la ricetta, la posso sì, chiedere? certo, non c'è problema. Con che cosa sono fatti? Si prepara il pesce spada, va messo in padella con un po' d'aglio, va soffritto con un po' di vino, poi va aggiunto prezzemolo, basilico, origano, poi va melanzana appena cotta, prima a forno e poi dopo spadellata. 10 minuti, il tempo che la pasta sia un po' ardente, va chiusa nel cartoccio e messa con un po' di formaggio nel forno, in modo che tutti gli ingredienti si formano e fanno un unico sapore. Un unico sapore. Senta, ma siccome prima il ragazzo mi è andato direttamente su questo piatto, mi ha consigliato questo, proprio Sì. prendi questo perché è una ricetta proprio È una delle tipica, nostre tipiche. Che cos'altro prepara? Beh, ci sono le fettuccine, ci sono fettuccine con la soglia da bottarga, che sono le soglie qui nostre di Anzio, facciamo tutti altri tipi di, molte altre specialità, ci sono lo scoglio, poi ci sono le grigliate, facciamo il pesce, dal pesce povero al pesce più prelibato, possiamo fare antipasti, alcuni antipasti sono gamberoni rossi imperiali con cacao e lo zabaione. Anche cose Cioè, un po' sì, innovative, innovative. estrose. Con la frutta abbiamo dei cucchiai di mousse di pesca con gambero e
e amaretto sopra. E poi andiamo dalle ricette più povere come radici marinate, il polpo in insalata e via dicendo tutte Beh, queste anche cose. perché qui il pesce insomma Sì, qui il d'Anzio pesce non qui manca. non ce la Poi ho ne visto abbiamo che c'è qui i anche pescherecci, l'asta del, sì, c'è del l'asta pesce, l'allevamento delle le cozze, quindi c'è tutto insomma. quanto, tutto quello che possiamo avere, il prodotto fresco e immediato. Invece qualche secondo? Secondo partiamo dai rombi, ci sono spigole, orate, al sale, al forno, in crosta di patata, qualsiasi tipo di pesce che possiamo cucinarlo. Alici? Alici, marinate, pesce azzurro poi qui è Certo, molto più... lo so, è una vostra insomma Sì, caratteristica. poi qui siamo vicino al Porto di Anzio, siamo per la Riviera Zanardelli, al Porticciolo, abbiamo messo il nome proprio Infatti mi chiedevo il Porticciolo proprio per questo motivo. Porticciolo proprio perché siamo proprio qui vicino al mare e al porto. Poi tra l'altro ho visto insomma che i pescherecci arrivano anche Sì, arrivano tutte le molto, tutte le mattine, mattine. arrivano tutte le mattine, cioè, abbiamo qualsiasi tipo scelta di pesce fresco, giornaliero, come vogliamo. Ho capito. E quando il tempo è brutto come fate? Quando il tempo è brutto dobbiamo ricorrere alla cooperativa. Alla cooperativa, vabbè, però insomma il pesce è sempre qui, è sempre quello di Anzio. Da quant'è che avete il ristorante? Qui il ristorante sono 4 anni. 4 anni e mezzo che siamo. Beh, devo dire anche perché è carino, poi ha quella Sì, sala insomma molto che molto ricorda il piccolino, mare. molto Sì. raccolto, c'è un ambiente familiare, siamo quasi tutti di famiglia, diciamo, perché c'è mia moglie in cucina, sono io, poi c'è il proprietario che è mio nipote. Ah, quindi insomma Sì, veramente a siamo conduzione a conduzione familiare, sono le cose migliori, guardi, veramente, Grazie. insomma. Io intanto la ringrazio per la sua gentilezza e allora vado avanti nel mangiare questo Prego, piatto, non ti grazie. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Alessandro, sono entrata qui nel vostro negozio per fare veramente un po' di acquisti, ho comprato dell'ottimo prosciutto che Chiara tra l'altro mi ha consigliato e poi ho visto tanti prodotti, soprattutto vino. Come mai questa scelta? Allora, a noi piace il vino per passione, piace berlo. Qui abbiamo una vasta scelta di vini di tutti i prezzi, di tutte le regioni. Abbiamo vini molto da tutti i giorni fino alle grandi occasioni. E lo scorso anno abbiamo deciso di investire anche nella zona del Valdobbiadene, che adesso sta avendo un grandissimo sviluppo. E qui stiamo producendo una DOCC con il nostro marchio che è dedicato a mia moglie, infatti si chiama Villa Chiara. Villa Chiara, ho Da qui capito. nasce il nome Villa Chiara. Insomma, quindi veramente una passione che vi ha unito sia nell'amore che nel lavoro. E quando nasce Cose Buone? Perché si chiama così questo posto, Sì, no? Cose Questa- Buone nasce circa 10 anni fa. Noi volevamo abbinare, ci piacciono le cose buone, da qui Sì, è si nato, vede. è nato il nome Cose Buone. Abbiamo cercato di raggruppare le varie cose buone nell'ambito degli alimentari, prodotti di salumi, di formaggi, così con la frutta, e adesso abbiamo completato la gamma con i vini. Così potete sedere a tavola e mangiare dal primo fino alla frutta con i nostri prodotti. Oppure fare come me, quindi un turista che entra qui magari con l'occasione di comprare un buon prodotto, una buona bottiglia di vino, poi si ritrova a fare una bella degustazione come questa. Allora, qui mi hai preso alcuni vini da farmi assaggiare. Che vini sono? Allora, questi qui sono vini della DOC Bolgheri, diciamo una delle zone più in voga dell'Italia per quanto riguarda la produzione di vini rossi. Senti, come possiamo abbinarli? Allora, i vini rossi toscani si abbinano con tutto, sia con la cacciagione, sia con i salumi. Infatti qui abbiamo dei salumi toscani, abbiamo la mortadella di cinghiale, il prosciutto toscano, un pecorino di Pienza e una ventricina piccante toscana. Tutti i prodotti che si possono trovare qui da voi Certo, praticamente. certo, noi andiamo alla Bene. ricerca di tutti i prodotti un po' particolari. Di tutta Italia. Di tutta Italia. Allora, intanto me ne fai assaggiare uno dei due e scegli te quale. Allora, non ti è- faccio assaggiare le serre nuove
di Bolgheri. Prima di farti l'assaggiare devo presentare quest'altro vino qui, questo qui è l'Ornellaia, è il primo vino dell'azienda Ornellaia che nasce nel 1997. Adesso andiamo a degustare questo qui che è il secondo vino, la base del primo vino Ornellaia. Beh, devo dire complimenti, un ottimo vino. Invece quest'altro che è un po' il vostro, diciamo, punto di riferimento, insomma il vostro marchio, Villa Chiara. Questo è il nostro orgoglio. È il vostro orgoglio. Che prodotto è? Allora, questo qui è una bollicina, è un prosecco, è un Valdobbiadene, una DOGC, va bene con tutto, va bene come antipasto, va bene con il pesce, va bene con i crostacei, va bene con il crudo, va bene con un normalissimo Perfetto, spaghetto con le vongole. Questo l'acquisto, così va bene, visto che va bene con tutto non abbiamo problemi. Senti, un'ultima informazione, entrando, visto che fate anche dei corsi proprio per chi ama il vino. Allora noi facciamo dei corsi di avvicinamento al mondo del vino e facciamo dei corsi semestrali proprio di sommelier. Noi facciamo parte della FISAR, della Federazione Sommelier dei Castelli Romani, e cerchiamo proprio di invogliare i clienti a partecipare a questi corsi e far conoscere il mondo del vino, che è un mondo spettacolare. Allora, intanto grazie per l'accoglienza e posso dire che da oggi sarò una vostra cliente fedele e affezionata. Visto che sei una nostra nuova cliente, ci puoi seguire anche su Facebook, abbiamo la nostra pagina che è Vinoteca Cose Buone, abbiamo il nostro sito che è Vinoteca Cose Buone Sempre e l'altro sito in cui curiamo tutti gli spumanti, che è Spumanti Villa Chiara. Lì abbiamo le iniziative in tempo reale a cui potrai anche partecipare. Perfetto, ti ringrazio. Cari amici, prima di lasciarci vediamo quanto si può spendere mediamente per una settimana qui ad Anzio. Albergo in mezza pensione siamo intorno ai 70 euro per un totale di 420 euro, ristorante intorno ai 25 euro al giorno per un totale di 175 euro, spese varie 100 euro, totale 695 euro. Vi do appuntamento la prossima settimana per un'altra vacanza da condividere insieme e come dico sempre, viaggiate insieme a me. Ciao! Say the last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultan